Fate conti, presidente FIPAV di Treviso. Siamo alla fine di una stagione, mancano per qualcuno i playoff. Che bilancio possiamo trarre? Bah, la stagione anche quest'anno è stata molto intensa. Sicuramente qui a Mota di Livenza è sicuramente il team top nel maschile, senza dubbi, sia dal punto di vista del gioco, della classifica, dell'entusiasmo, perché qui c'è un bellissimo entusiasmo e un coinvolgimento dal pubblico alle squadre. E il bilancio è sempre positivo perché quest'anno, che tra altre cose noi abbiamo assorbito anche la provincia di Belluno, cominciamo ad avere un contenitore che sfiora i 10.000 atleti, di cui l'80% è al femminile. Si sa che ormai la pallavolo è ben piazzata da questo punto di vista, anche un po' con l'effetto Imoco, ma il bilancio è sicuramente positivo. Tante realtà cominciano a collaborare tra di loro, c'è l'esigenza di avere tecnici sempre più di livello, anche a livello giovanile, e questo mette in moto parecchie sinergie del territorio. Ecco, questi consorzi per la società, che scopo hanno? Ma sono consorzi che hanno vari tipi di obiettivi, che possono essere, se vogliamo, in maniera molto diretta, commerciali, perché ormai cercare entità e sponsor che diano mano alle società, questi sponsor del territorio vogliono numeri. Per volere numeri logicamente ti devi unire per, per mettere assieme centinaia e centinaia di famiglie per avere dei ritorni, se vogliamo, dal punto di vista commerciale. Dal punto di vista tecnico esistono forse sicuramente più a livello femminile, perché magari una squadra un anno punta di più su un under 14 piuttosto che su un under 16, piuttosto che su un under 18, e di conseguenza si cerca di far lavorare e far crescere le atlete al meglio per farle crescere tecnicamente e ottenere qualche buon risultato a livello provinciale ma anche regionale. Ecco, a proposito di campionati regionali o interregionali, come è stata la B maschile di quest'anno, che campionato è stato? È stato un campionato con un po' un ibrido, la vecchia B1 dell'anno scorso e la vecchia B2 dell'anno scorso messe insieme. Sì, è stato un ibrido, ma alla fine avete visto che i valori di chi faceva la Serie B l'anno scorso è nella parte alta della classifica, e chi faceva la B2 si ritrova nella parte metà fondo classifica. Se Questo, vogliamo cercare pelo nell'uovo, possiamo dire che il Val Sugana è quella che con la B dell'anno scorso non c'entra niente, che era in B2. sì, però loro volevano fare diciamo la vecchia B1 e di fatto lo ha dimostrato. Dopo i valori mi pare che anche negli altri gironi più o meno si siano stabiliti su questo. Si sa che per un 2 o 3 stagioni si andrà a finire così, dopo un po' alla volta si appianerà anche questo equilibrio. Grazie Presidente e in bocca al lupo per il proseguo. Grazie mille a voi e forza Motta.